La fortuna è cieca, ma la cattiva sorte ci vede benissimo. Non può che aver fatto questo pensiero il giovane automobilista che qualche tempo fa a Mestre, a bordo dell'auto di famiglia, per errore è entrato in ZTL in via Torre Belfredo. Neppure il tempo di realizzare il guaio e tentare di risolverlo limitando i danni, che le telecamere impietose l'hanno immortalato per ben 3 volte. Ma invece di un'unica sanzione, al malcapitato automobilista di multe ne sono arrivate 3 per un importo totale di 252 euro. A commettere l'infrazione il figlio di Maurizio Zoia, che ci ha mostrato i verbali. A differenza di pochi minuti, dalle 21:49 ha preso la prima, poi 21:58 ha preso la seconda, poi 22 esatte ha preso la terza, di cui 2 in via Torre Belfredo e una in via Pio X, che sono pochissima distanza. Insomma, un fatto anomalo per il signor Zoia, che col figlio si era informato per il ricorso davanti al giudice di pace. Poi, valutati i tempi e le spese aggiuntive, si è deciso per il pagamento della sanzione immediato. Però ora resta l'amaro in bocca. Facendo un'inflazione, in teoria si dovrebbe pagare una multa, non 3 multe. E allora non resta che un invito a tutti gli automobilisti che hanno subito lo stesso trattamento a denunciare e un appello all'assessore alla viabilità. L'assessore alla viabilità faccia un piccolo provvedimento, perché deve essere una sanzione, no 5-6 a comodo loro.